Autonomia, il consigliere regionale di Forza Italia Maurizio Conte lo pone come primario obiettivo in vista delle prossime elezioni. Una regione che va al rinnovo e che deve partire subito con l'obiettivo di portare a casa quell'autonomia che si è dimostrata vincente anche sotto l'aspetto dell'emergenza, ad esempio, e della gestione sanitaria. Quindi è su questo che il Veneto rimetterà sul tavolo immediatamente quella che è la necessità di quell'autonomia che, dobbiamo ricordare, è responsabilità di chi amministra, ma soprattutto in quelle che sono scelte veloci che vanno incontro ai cittadini. Quindi questa sfida sicuramente non guarda i simboli e i partiti, ma guarda sicuramente un obiettivo di qualsiasi rappresentante istituzionale che siede nel Consiglio regionale e che deve rappresentare i veneti. Quei veneti che, dobbiamo ricordare, col referendum hanno votato in massa per l'autonomia e il riconoscimento di quello che è una regione come il Veneto che vuole essere capace di fare le proprie scelte e decidere il proprio futuro.